Questo quarto d'ora, no, ormai chi c'è. Accademico è passato, chi c'è, e d'altronde in questa saletta che io amo molto perché ci sono trovato parecchie volte con amici a presentare libri, tutto è sempre avvenuto in modo molto familiare, molto intimo fra pochi, insomma, anche perché pochi sono i posti, poi non dico, questo non è un luogo che richiami le masse, non è fatto per questo, è fatto per chiacchierare in modo un po' salottiero, nel senso positivo del termine, attorno a libri che ci interessano. Ecco, in questo libro di Camillo Pavan, ha in parte scritto, in parte curato, coordinando la collaborazione di altri studiosi, è un libro davvero, e lo dico senza nessuna forma di definizione retorica o di riserva, è davvero un libro molto interessante, come personalmente da Chito non avrei detto. Quando il direttore della libreria Feltrinelli, Otello Baseggio, durante uno dei miei così abituali incontri con lui, nelle mie molteplici visite settimanali, questo è uno dei luoghi in cui spendo anche i soldi che non ho, per costume e tradizione, quando mi chiese se volevo presentare un libro su Caporetto, non conoscendo l'autore e facendo riferimento soltanto all'argomento, rimasi un attimo perplesso e dubbioso. Tanto è vero che non gli dissi subito di sì. Gli dissi fammi una cortesia, fammelo vedere prima, perché su Caporetto tante cose si sono scritte, tanta letteratura si è accumulata, tanti stereotipi anche, no? Si sono incrostati sulla conoscenza che abbiamo del fenomeno, e insomma vorrei vedere come il libro è fatto. E dopo averlo guardato, guardato non vuol dire sfogliato, vuol dire averlo letto con cura, con attenzione, con partecipazione, ho detto ben volentieri. Ben volentieri perché questo è un libro che si accosta, non è cosa facile, anzi è cosa intrinsecamente assai difficoltosa, si accosta a un fenomeno stranoto, mitizzato positivamente e negativamente, di altissimo valore simbolico, che fa parte del canone ufficiale della storia patria, sul quale si sono scritti fiumi di inchiostro e sui quali è difficile effettivamente poter dire qualche cosa di nuovo e di originale. Bene, io penso, e cercherò di spiegare perché, ma poi l'autore stesso, se avrà voglia, se avrà desiderio, proseguirà lungo questa strada. Io credo che qui ci siano delle cose nuove e originali. Per poterle individuare partiamo intanto da un discorso generale e tuttavia necessario per capire il libro su Caporetto. Caporetto è, come dire, la sconfitta della seconda armata e poi tutto l'esercito italiano, che comincia il 24 ottobre del 1917 con lo sfondamento, no? Da parte delle truppe austriache del fronte italiano fra Plezzo e Tolmino, è, come dice il generale Caviglia, e viene riportato qui nella bandella di copertina, uno sfondamento di tipo molto singolare, molto particolare. Tutto era stato previsto fuorché che venissero attaccate massicciamente le vie maestre del fondovalle, si presidiavano con accanimento i picchi montani, pensando che prima di arrivare
al fondo delle valli si doveva passare attraverso le montagne, e l'invenzione elementare, mi pare di capire, degli austriaci è stata quella che si tagliava fuori il monte e si attaccava direttamente sul fondovalle. Caporetto, per le dimensioni della sconfitta e soprattutto per il disastro che comportò in termini di cessione territoriale, dovuti anche a incertezze degli alti comandi. In un primo tempo si pensò a un ripiegamento sulla linea di tagliamento, in un secondo momento il Comando Supremo rinunciò e decise, dopo non poche esitazioni, di attestare diciamo, l'ultimo fronte, ecco, tra il Grappa e il Piave a difesa della pianura padana e dell'Italia nord-orientale. Ma dico, questo significò in pochi giorni una cessione enorme di territori, cioè, questo va capito fino in fondo se si considera come la prima guerra mondiale sia stata una guerra che soprattutto nei primi anni, in particolare nel fronte dell'Isonzo, sia stata una guerra in cui fiumi di sangue sono scorsi per la conquista di una collina, di una vetta, di un avamposto, di una sponda, di una forra, e quindi proprio questo carattere di enorme dispendiosità in termini di vite umane si ripercosse ovviamente sulla ritirata di Caporetto, no? Cioè, dopo aver sacrificato centinaia di migliaia di morti per avanzate di 2, 5, 10 chilometri, qui accadeva che nel giro di pochi giorni tutto il Friuli orientale e un buon pezzo di Veneto della provincia di Treviso venivano a cadere quasi senza colpo ferire nelle mani degli austriaci. Secondo elemento riguarda la spiegazione, che non fu subito molto chiara. Tant'è vero che venne costituita una commissione d'inchiesta che non diede a propria volta dei risultati molto soddisfacenti, nel senso che non fu in grado di mettere l'opinione pubblica in condizione di scegliere tra le tre spiegazioni della disfatta, che erano una, la spiegazione tecnico-militare, no? Errori di comando, trascuratezza nel considerare avvertimenti ed avvisaglie che pure si erano percepite nelle settimane precedenti, scarsa tempestività degli interventi, poca lungimiranza nel capire che non si trattava di un attacco tattico, diciamo così, ma di una vera e propria operazione di sfondamento del fronte e quindi di un'operazione strategica, e così via. La seconda spiegazione è quella alla quale naturalmente maggiormente si attaccarono elementi della destra nazionalista e per ovvie ragioni lo stesso Cadorna, che si sentiva come comandante supremo posto in causa dalla sconfitta, che è quella della pugnalata alla schiena, del cedimento morale, del degno coronamento della propaganda disfattista. Ma secondo questa lettura non ci sarebbe stato nessun motivo serio sul piano tecnico-operativo che avrebbe potuto comportare un disastro di quelle proporzioni. Tutto sarebbe stato determinato da un morale delle truppe minato fin dalle fondamenta dalla propaganda disfattista, dagli inviti alla fraternizzazione, dal 17 l'anno in cui su tutti i fronti d'Europa si assiste a fenomeni di fraternizzazione, non è mica soltanto a Caporetto, no? Basta leggere Barbus, basta leggere il diario
del bottaio Louis Battà, per sapere che quello, basta leggere il libro, ecco che applacca per sulle rovie che colpisce, sulle mutinerie di 1917, gli ammutinamenti del 1917 di un autore francese, un libro che è diventato ormai un classico. Il 17 è l'anno del crollo dell'Unione Sovietica, scusate, della Russia, è l'anno che precede la pace di Brest-Litovsk, insomma è l'anno in cui tutti gli eserciti subiscono un tracollo di carattere morale e psicologico che è difficile imputare, no? Alla propaganda disfattista, che è invece molto più rodo di imputare al logorio ormai insopportabile di una guerra che si protraeva da quasi 4 anni e che aveva raggiunto limiti quasi insuperabili per la fisiologia del corpo umano. La terza interpretazione, che è una variante della seconda, è quella di Caporetto come sciopero militare, no? Caporetto non tanto fuga disordinata e impaurita di uomini fiaccati nel corpo e nella mente, Caporetto come proprio gesto deliberato di rifiuto del servizio della patria, per usare le parole del tenente Ottolendi in un anno sull'altipiano di Emilio Lussu, Caporetto come esplicita volontà di voltare la bocca della mitragliatrice dall'altra parte, di sparare non più sul nemico, ma di sparare su Roma, di sparare sul governo, di sparare sui comandanti militari, di sparare sulle autorità politiche. E questa interpretazione, che fu soprattutto diffusa in una memorialistica a caldo degli anni 20, il cui testo più noto è La rivolta dei Santi Maledetti di Curzio Malaparte, che non a caso uscì con questo titolo in seconda edizione quando Malaparte era diventata fascista, mentre in prima edizione, quando Malaparte non era ancora fascista, fu pubblicato con il titolo Viva Caporetto. Malaparte esaltava che cosa? Esaltava lo sciopero militare, che a suo giudizio era una forma di lotta di classe in cui purtroppo gli operai soldati risultarono sconfitti perché non trovarono, come in Russia, il loro Lenin. Furono costretti a muoversi in modo disordinato, quasi spastico, privo di coordinamento, di guida, di direzione, e quindi alla fine rimasero sconfitti. E a riprova di questa interpretazione Malaparte adduceva tutti gli episodi in cui si trovavano i carabinieri che esercitavano funzioni di polizia militare, no? Sparati alla schiena e con appeso al collo il cartello aeroplano abbattuto, visto che i cappelli, i carabinieri, avevano appunto la forma dell'aeroplano. Negli anni 20 ci fu poi una fioritura letteraria attorno a Caporetto, la spiegazione della sconfitta, della disfatta, legata anche alla, come dire, non necessità, ma all'opportunità fortemente sollecitata dall'interessato di definire in maniera chiara e limpida il ruolo di Cadorna. E il libro più importante che fu pubblicato allora, che infatti destò un qualche scandalo negli ambienti militaristi e nazionalisti, perché proveniva da un nazionalista dal quale quindi ci sarebbe aspettato altro discorso, fu il Caporetto di Gioacchino Volpe, no? Gioacchino Volpe, che era stato addetto stampa e funzionario al servizio P, servizio di propaganda dell'Ottava Armata, l'armata del generale Caviglia, quindi aveva intensamente collaborato all'attività di propaganda dell'ultimo anno di guerra del 1918, che in questo suo libretto molto nitido, molto lineare come tutte le cose sue, spiegava che Caporetto era stato un fatto di carattere prettamente
erano cumulabili in una sola persona, in singole persone, ma erano errori che potevano essere equamente distribuiti tra Capello, Cadorna, comandanti subalterni, ma comunque era un fatto militare che si iscriveva in un fenomeno di stanchezza complessiva degli eserciti che riguardavano le truppe di tutta Europa. Successivamente, negli anni 60 e 70, ma soprattutto negli anni 60, il dibattito riprese quando ripresero vigore le correnti pacifiste all'interno della società italiana e quando la guerra del Vietnam soprattutto determinò un rinnovato interesse per le guerre come fenomeni inutili, ecco, chiamiamoli così, di regolamento, no? Del contenzioso esistente tra paesi, stati, etnie, razze, gruppi, consorzi umani di varia natura. E così nel 1967, il 50° anniversario, uscì I Vinti di Caporetto di Mario Isnenghi, che era una raccolta di testi in presa diretta con un'introduzione dell'autore, in cui veniva in qualche modo avvallata la tesi dello sciopero militare. Ecco, propone l'esecuzione di Porcella e Monticone, in cui Caporetto è visto soprattutto, come dire, negli esiti che ebbe sotto il profilo della sorte individuale e collettiva dei soldati che ne furono coinvolti e che ne dovettero pagare in termini di punizione gravosissima le conseguenze. Insomma, mi fermo. Non si può certo dire che per quanto riguarda la conoscenza della dinamica dei fatti e dello svolgimento delle operazioni militari si sappia poco. Non si può neppur dire che si sappia poco dal punto di vista dei dibattiti sia ideologici sia tecnici che accompagnarono l'episodio o che lo seguirono a distanza di 20, 30, 40, 50 anni. E allora perché è un libro così ponderoso, no? Così anche oltre che ricco, tale da intimidire per mole, e mi diceva prima l'autore editore anche un po' anche per prezzo, il lettore. E questo era stato il motivo per cui inizialmente ero stato perplesso, Otello lo ricorda, mi digli sì, ci sto, e gli ho detto prima lo voglio vedere, perché mi pareva difficile riuscire a dire francamente qualcosa di nuovo su Caporetto. E invece l'approccio del libro è onestamente un approccio di tipo assai originale. In particolare, va da sé, l'autore lo avrà già capito, il titolo è Caporetto, il sottotitolo è Storia, testimonianze, itinerari. L'approccio originale riguarda soprattutto le testimonianze e gli itinerari, cioè riguarda essenzialmente la seconda parte, dove si parla di un territorio, di una comunità, di una serie di esperienze personali, individuali, di vita, di storie vissute in un luogo che è diventato un simbolo, ecco, anche se in negativo, ma un simbolo sicuramente della storia nazionale italiana dell'ultimo secolo. Sono appena usciti i primi volumi di una collana diretta da Ernesto Gali della Loggia sull'identità nazionale italiana, dove oltre al libro del curatore, appunto l'identità nazionale italiana, ci sono libri su Mirafiori o sul santuario di Loreto. Indubbiamente Mirafiori rappresenta anche simbolicamente un luogo dell'anima e non soltanto del conflitto. Nella storia italiana di questo secolo indubbiamente il santuario di Loreto rappresenta la stessa cosa, ma la stessa cosa rappresenta anche Caporetto, insomma, cioè, non
fosse altro che a parte ciò che evoca da un punto di vista correttamente referenziale, è un termine entrato nel linguaggio corrente, è una Caporetto, la Caporetto dell'economia, no? Ciampi che rimedia la Caporetto dell'economia e così via. Insomma, cioè, Caporetto è diventato un luogo dell'anima, un luogo di altissimo valore simbolico che sta a indicare come dire, la sconfitta di proporzioni gigantesche alla quale però poi si riesce in qualche modo a rimediare, a riparare con un atteggiamento tipico della cultura e della mentalità italiana, no? Infatti se voi riflettete, e soprattutto i più anziani credo me ne possono dare atto, alla simbologia di Caporetto è associata in maniera indissolubile la simbologia del grappa del piatto. Insomma, Caporetto sì, però poi c'è il grappa, c'è il Piave, c'è la battaglia di Piave, c'è la battaglia di Vittorio Veneto, c'è la vittoria. Cioè Caporetto è il momento in cui un popolo viene messo alla prova fino in fondo nelle sue più intime fibre e capacità di resistenza alla sventura e dimostra, nonostante l'immane entità del disastro, di riuscire a reggere. Vabbè. Allora, dicevo, ciò che rende originale questo libro è non soltanto, anzi non tanto, il racconto delle vicende della guerra, delle offensive sull'Isonzo, di tutto ciò che ha preceduto Caporetto, che lo ha accompagnato, che lo ha seguito. Da questo punto di vista non è necessario rivolgersi a questo libro, si può rivolgersi anche ad altri, alla storia della guerra mondiale di Piero Pieri, che è la madre di tutte le storie, no? Della prima guerra mondiale, e ad altre ancora. Si può dire a questo proposito che molto interessanti sono invece le fotografie e le tavole geografiche e topografiche, che non so come l'autore abbia rintracciato, ma che in alcuni casi io non ho mai visto, ecco, alcune le conoscevo, le ho trovate in altre pubblicazioni, altre sono state un'autentica sorpresa perché non ne ero assolutamente a conoscenza. Quindi questo elemento di, come dire, accumulo di sapere topografico militare per una vicenda di storia militare non è affatto indifferente. Quello che invece costituisce a mio giudizio proprio l'elemento di grande curiosità, di grande interesse, di grande originalità del libro sono la seconda e la terza parte in cui l'autore editore, il coordinatore, il guida di questo volume si è avvalso prevalentemente di storici sloveni, e sarà poi lui a dirci, se vorrà, come è entrato in contatto con costoro, in che modo è riuscito a ottenere la loro collaborazione, perché gliel'hanno prestata, e in cui come dire, l'evento guerra viene in qualche modo sfumato e riassorbito all'interno di una visione complessiva della vita sociale, culturale e politica in un lembo nord-orientale, non si può dire dell'Italia perché Caporetto attualmente è in territorio sloveno, ma insomma in una zona di confine, in una zona di frontiera, in quella che nel libro viene definita una terra di profughi. E ai profughi nelle cosiddette città di legno, che erano le città dove venivano durante la prima guerra mondiale sfollati e internati, no? Gli abitanti delle zone di guerra, tra l'altro
io ho letto con particolare attenzione queste pagine anche perché recentemente ho avuto modo di discutere con una mia brava laureanda di Pola una tesi di laurea molto interessante sugli italiani di Istria internati nei campi di concentramento austriaci durante la Prima Guerra Mondiale. E la storia che questa ragazza racconta nella sua tesi è la storia dell'ennesima città di legno, insomma, dell'ennesima città di baracche, dell'ennesima città di internamento. Sono cose interessanti, soprattutto da quando è uscito il libro di Kaminsky sui campi di concentramento, che ci spiega come i tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale abbiano perfezionato fino, come dire, a una totalità maniacale le tecniche sia dell'internamento che dello sterminio, ma come dal 1896 in Europa si fossero incominciate a studiare le tecniche di deportazione in massa delle popolazioni. E poi la terza parte che racconta la vita nei villaggi dell'Alto Isonzo e in esilio nel ricordo dei testimoni, sono soprattutto testimonianze di gente comune, di persone che non avevano particolari responsabilità nella vita pubblica, ma che avevano un requisito essenziale per rendere una testimonianza, cioè un radicamento autentico e continuato nel tempo, nei luoghi, e quindi una conoscenza sicura e controllata delle cose che raccontavano. A Caporetto durante la guerra, cioè che cosa accade in questo posto che nessuno conosce prima dell'ottobre del 1917, chissà cos'è Caporetto prima dell'ottobre 17. Poteva essere, non lo so, io andavo sul Brenta l'altra sera, ho scoperto, abitando a Padova da 30 anni, che o prima di Piazzola sul Brenta c'è una frazione che si chiama del Medico. Non l'aveva mai saputo, buono sapersi, insomma. Voglio dire, ecco, chi sapeva cos'era Caporetto, il villaggio di Caporetto prima del 24 ottobre del 1917. E poi la persistenza della memoria, il modo in cui, e questo è particolarmente interessante, in questo villaggio si custodisce, si rielabora e si restituisce la memoria di un grande evento di storia italiana, anche se il luogo in realtà a questo evento ha dato poco più del nome. Perché dico, a Kobarid, no? Caporetto, non è che si siano svolte gran cose, insomma. Lo sfondamento avviene fra Plezio e Tolmino e dopo la guerra dilaga in pianura. Quindi il luogo diventa un luogo simbolo proprio perché da una definizione toponomastica parte una identificazione simbolica, che però si riflette, si riverbera, in qualche modo rimbalza sul luogo d'origine, tant'è vero, altro elemento straordinariamente interessante del libro, che ne parla con illustrazioni anche molto suggestive, tant'è vero che a Caporetto viene anni recenti, spero di poterlo andare a vedere perché io ci sono stato prima che venisse fondato, un museo dedicato appunto alle vicende della Grande Guerra in generale, se non sbaglio, e alle vicende particolari di quell'area nella fattispecie, no? E viene proprio creato in ragione di questa curiosa situazione. Cioè Caporetto non è Marzabotto, non è la Lisiera di San Saba, non è Sant'Anna di Stazzema, voglio dire, non è un luogo in cui il simbolo corrisponda all'entità del fatto avvenuto, è un luogo che è diventato luogo simbolo, come dire, malgré soi, nonostante se stesso, perché il nome di un evento ben più grande di Kobarid è stato sintetizzato con quel nome. Un ultimo punto riguarda proprio questo fatto, che credo spieghi anche la scelta dell'autore e coordinatore, soprattutto per ciò che riguarda i collaboratori che sono quasi tutti sloveni. Caporetto oggi si trova in territorio sloveno,
Caporetto è il nome italiano di una terra che nel corso della prima guerra mondiale si voleva fosse italiana, ma che appartiene dopo il trattato di pace il 10 febbraio 1947 appartiene alla Repubblica Slovena, no? E si chiama appunto Kobar. Però ciò che è particolarmente interessante, lei mi corregga se mi sbaglio, se ho capito male tutto questo, mi pare che il fatto che si tratti di un villaggio sloveno abitato quasi totalmente da elementi sloveni è un luogo che ha accettato con come dire, un lodevole cosmopolitismo intellettuale di essere e di rappresentare il simbolo di un capitolo fondamentale della storia di un altro paese. Questo mi pare l'aspetto più straordinario della vicenda. Detto brutalmente, potrebbe essere formulato così: erano sloveni, cosa gliene frega? Sia con gli austriaci sia con gli italiani, in ogni caso, erano destinati a rimanere una minoranza compressa e perseguitata, come fu perseguitata poi. Basta pensare alle proteste dei vescovi, no, contro le discriminazioni contro il clero sloveno negli anni del fascismo. Ma austriaci e italiani sarebbero sempre stati comunque i padroni di una minoranza etnica beffata, oltretutto perché in loco era maggioranza, e che sarebbe stata sottoposta a una dominazione allogena. Eppure le testimonianze slovene che raccoglie Camillo Pavan documentano come con grande spirito di, ripeto, di cosmopolitismo e di eleganza internazionalista, insomma, ecco, gli sloveni abbiano accettato di fare di Kobarid, costruendoci anche il museo di Caporetto, un luogo in cui essi sloveni collaborano a una sorta di rivisitazione non retorica ma storicamente attendibile di una vicenda che è diventata appunto simbolo di uno snodo cruciale della storia d'Italia. Ecco, a me, e anche qui se ho sbagliato l'autore mi correggerà, sembra che la chiave di lettura, il filo conduttore del libro sia appunto la Caporetto slovena, cioè forse più che Caporetto si sarebbe dovuto chiamare Kobarid del libro, insomma. Cioè ciò che ha di nuovo rispetto alle storie militari di quella vicenda, ciò che ha di nuovo nel racconto del prima, del dopo, della vita quotidiana, degli usi, dei costumi, del folklore, delle tradizioni popolari, no? Degli sloveni del luogo, il libro ha proprio come filo rosso che lo attraversa tutto questa idea di un capitolo di storia italiana avvenuto in terra slovena, cioè la Caporetto non italiana, Kobarid. Un'ultima cosa vorrei dire, non per mettere pizzico di veleno nella coda, insomma, come spesso accade, o per esprimere così dissensi, no? Cioè, ci sono tecniche retoriche ben note in questo tipo di occasioni, di presentazioni, cioè uno prima suona la gran cassa, fa finta di parlare bene di una cosa e poi con aria noncurante verso la fine piazza lì un'osservazione apparentemente di striscio che in realtà demolisce l'opera. No, non si tratta assolutamente di questo, si tratta del fatto che per i miei gusti intellettuali, per le mie preferenze personali, per il modo in cui leggo la storia d'Italia, non mi ha persuaso fino in fondo, anzi se devo dire la verità non mi ha persuaso affatto questa lunga citazione di Don Lorenzo Milani tratta dall'Obbedienza non è più una virtù, collocata nell'incipit del libro, e che
fermo restando tutto il rispetto che si deve a Lorenzo Milani, è una sorta di sintesi in 10 righe della storia della Prima Guerra Mondiale che secondo me è francamente inaccettabile. È improntata a una forma di pacifismo tra il populista e il pretesco che non appartiene alla mia cultura e spero non apparterrà mai. Milani in queste righe dimentica che cosa quella guerra significò, giusta o sbagliata che fosse, ma era una guerra mondiale, una guerra europea, in termini di nation building, di creazione di un embrione di nazione italiana che ancora non c'era. Per carità, dico, se è possibile costruire una nazione senza fare le guerre è giusto meglio, però ci fu anche questo aspetto e affermazioni come fu la guerra di Cadorna, Giolitti aveva detto che avremmo potuto ottenere gli stessi risultati negoziando la neutralità, no? Cioè, cose di una ingenuità assolutamente folle. Voglio dire, certo che Giolitti scriveva questo, però poi bisogna vedere se sarebbe stato vero, che ci avrebbero dato il Trentino, la Venezia Giulia e magari anche qualcosa di più soltanto in cambio della neutralità. C'è un pacifismo piagnone, ingenuo, molto diffuso, devo dire, nel nostro paese, soprattutto da 20-30 anni a questa parte, e che dovrebbe essere assoggettato, secondo me, a un lavacro razionale un po' più severo. Non so, ma anche questo lo dirà Camillo Pavan se vorrà, se egli si riconosce totalmente in queste parole di Don Milani o se semplicemente gli sono sembrate idonee e adatte a introdurre un libro come il suo, che è un libro tutto giocato certamente sul contrappunto tra lo sconvolgimento della guerra in un luogo dove si vive normalmente in pace, anche se in una condizione di austerità quasi spartana, di costumi, di tecnologia, di usanze, di relazioni e di tecniche del vivere. Grazie. Dunque, 5 minuti solo perché non è che sia il mio mestiere purtroppo tenere molto pubblico. Il professore, io sono un autodidatta assolutamente, quindi ringrazio innanzitutto, è doveroso ringraziare il direttore della Feltrinelli qui di Padova che mi ha così tranquillamente prima detto di sì di fare questa presentazione e poi procurato addirittura un professore universitario. Questo ovviamente per me è un professore universitario, il professore universitario ce l'ha. Scherzo, Comunque per me è un motivo di grande orgoglio e sono veramente orgoglioso, dico sinceramente, che lei abbia letto il mio libro e l'abbia trovato interessante. Comincio da quest'ultima obiezione, che è la prima volta che uno me la fa e sono anche qui molto contento che lei me l'abbia fatto, perché tutti fingono di non leggerla e invece c'è, è proprio nell'esergo, non so come si dica, io l'ho messa volutamente. Dico anche che ero molto incerto, metto o non metto, la metto più lunga, la metto più corta, forse è meglio che non la metta, e in un certo senso dopo averla messa mi sono chiamato anche pentito, perché mi rendo conto come la guerra sia molto molto più complessa di come la presenta. Vabbè, sono No, ma adesso non lo dico per farlo contento. No, vabbè, comunque questo lo immagino, però sono contento lo stesso. Scrivendo e occupandomi di guerra, che fino a prima mi ero occupato del Sile e del Radicchio Rosso di Treviso e non di guerra, ho dovuto così improvvisamente inventarmi un mestiere che non conoscevo, mi rendo conto che le cose sono molto più complesse di come li presenta Don Milani. Malgrado questo sono lo stesso contento di averla messa, perché pone un problema che è fondamentalmente il problema della guerra giusta e della guerra non giusta. Cioè lui dice che la prima guerra mondiale non è stata giusta perché avremmo ottenuto lo stesso, cosa da dimostrare, perché effettivamente anch'io poi ho letto che non era così automatico che sarebbe stato dato all'Italia quello che ha ottenuto poi.
Però dice che sarebbe stato giusto invece intervenire nella seconda fase, dopo la guerra, contro quella banda di criminali, penso che più o meno possiamo concordare, che sono stati i fascisti. Invece l'esercito in quel momento, che pur essendo fatto da gente che tanto nomina la parola patria, in quel momento ha lasciato mano libera a queste squadracce che poi hanno preso il potere. E quindi io l'ho lasciato e tutto sommato sono anche contento, anche se mi mette un po' in crisi sempre questa citazione, perché alla fine di questi 3 volumi, se mai arriverò alla fine, vorrei proprio porre... Posso interrompere un secondo solo? Sì. No, perché volevo, visto che ci sono alcuni miei ragazzi, poi alcuni miei studenti, vorrei che restasse loro una considerazione che per me è capitale e che era all'origine anche di questa parziale critica, insomma, su Don Milani. Cioè, se le squadracce hanno conquistato il potere, se i fascisti sono andati al governo, se hanno fatto dell'Italia quello che hanno fatto, è anche perché insomma, nel corso del 1919 si è assistito a un fenomeno che non è mai accaduto da nessun'altra parte del mondo. Cioè un fenomeno per cui si è sistematicamente denigrata, svilanizzata, sputacchiata, sputtanata una guerra vinta. Una guerra vinta con morti, con sangue, con sacrifici, con atti di eroismo magari non voluti, perché nessuno vuole fare l'eroe, ma vinta. Quando dico tu di una guerra vinta, lunga poi la nostra storia, perché le abbiamo perse tutte, no? Quando uno di una guerra vinta fa un motivo, come dire, di autoflagellazione, di autofrustrazione, come se tutto ciò che era stato fatto per vincere fosse stato atto colpevole, è evidente che allora non si costruisce nulla moralmente, no? Ecco, tutto questo, solo questo volevo dire, ecco. Cioè io credo che espressioni come quelle di Don Milani vadano un momento corrette, nel senso che l'Italia ha dovuto pagare dei prezzi molto alti a un'operazione dissennata di denigrazione di una guerra vinta, e che non era una guerra imperialista nello spirito con cui la combattevano almeno, no? I soldati o gli ufficiali di complemento, non parlo degli altri comandi, insomma, da parentesi. Mi scuso di aver interrotto. No, magari altro, e siccome che l'ho messa giustamente all'inizio ed è giusto che uno la veda e me la dica, e nessuno mai me l'aveva tirato fuori questa citazione, ho anche piacere, così mi chiarisco anch'io le idee. Il motivo principale, stavo per dire, e poi concludo questa parentesi, è che alla fine di questo ciclo, di questi 3 libri, che presumibilmente in un piano decennale di lavoro dovrei finire nel 2003, ho cominciato nel 1993, vorrei proprio porre un capitolo e chiedermi: è possibile, punto di domanda, una soluzione dei conflitti internazionali senza ricorrere alla guerra? Cioè è possibile arrivare, cioè lui, sto prete, dice, da buon prete, che è sempre la teoria vecchia di la guerra giusta e la guerra non giusta, io ci vedo sotto a quella citazione, insomma, che ci sono guerre giuste e guerre non giuste, e quindi accetta fondamentalmente l'idea della guerra. Io, che nel frattempo sono nato sia pure di poco dopo l'esplosione della bomba atomica, mi domando: è ancora possibile parlare di guerre giuste e guerre non giuste nell'epoca delle guerre, delle armi di distruzione di massa? Cioè, è possibile arrivare alla messa a tabù del concetto stesso di guerra? Cosa bisogna fare per fare questo? Io ho un figlio che a 20 anni farà l'obiettore di coscienza, lo prendo sempre in giro perché gli dico: ma cosa fai per fare, se viene, lo prendo in giro, insomma. Sono capaci tutti di fare l'obiettore di coscienza, andare a servire i vecchietti o andare su una biblioteca, ma se viene veramente un conflitto in cui l'Italia, bene o male, deve partecipare, cosa fa uno che si dichiara pacifista come te e come sostanzialmente, non so se chiamare pacifista o antimilitarista? Certo che insomma io non ho fatto il militare, ma non perché abbia fatto l'obiettore di coscienza, per fortuna non l'ho fatto, ero il terzo figlio. C'era questa legge. Comunque, a parte questo è il dilemma che io mi domando: è possibile arrivare l'umanità a non ricorrere alla guerra per risolvere i conflitti internazionali? Questo
l'ho messo all'inizio perché poi alla fine riprenderò questo discorso, magari interpellando un generale, io lo so, con la mia tecnica che ho di mettere un po' al confronto le due opinioni, e un pacifista, e vedere cosa viene fuori da questo dibattito, e poi mettendo anch'io delle mie considerazioni su quello che intanto ho capito in questo lavoro che è in fase di attuazione, che sto, ecco, tutto qui la citazione. E comunque la ringrazio in ogni caso di averlo messo, ma non perché, come le ripeto, anche tanti che so essere mali di destra o che so, fanno finta di non aver letto, oppure invece c'era questa citazione, io l'ho messa, mi ha costato anche un certo diciamo ripensamento, e tutto sommato sono contento della messa, perché poi, come ripeto, la richiamerò nel terzo volume. Parlavo delle foto e delle carte, quelle diciamo che le ho trovate, e sono stato molto fortunato, al Museo del Risorgimento a Roma, non so se lei conosca, il quarto piano sopra l'altare da Papa. A Vittoriano, esatto, che fra l'altro è un posto bellissimo, si vede tutta Roma, sto fianco un po' di Ponentino, sono nato perché c'è il quarto piano, e ho fotografato, mi hanno lasciato fotografare fotografie originali proprio del Comando Supremo, del servizio fotografico dell'Esercito del Comando Supremo, senza farmi neanche pagare niente per il momento, quindi mi considero molto fortunato. E per quanto riguarda poi questo collegamento Piave e Caporetto, che è giusto, anch'io ho fatto questo collegamento all'inverso, nel senso che il libro è iniziato dal Piave. Io ho trovato un vecchio, diciamo pure questa parola, anche se adesso non si usa più dire, di 90 anni, che ricordava quando era piccolo che aveva... Per 90 anni forse si può ancora dire, insomma, no? Per 80 no. Siamo sempre anziani, si può anche dire vecchio, una volta non è un'offesa dire vecchio, no. Anche perché prima o poi ci arriviamo tutti, e speriamo di arrivarci a 90 anni poi. Insomma, questo si ricordava di quando era piccolo, c'erano questi tedeschi che sono arrivati sulla riva del Piave, e lui è scappato, è andato profugo, e proprio dentro di me è scattato come una molla: ma senti un po' cosa dice questo. Io ho di fronte a me proprio un documento vivente, un testimone di un'epoca che io consideravo già chiusa, già vecchia quando andavo a scuola, perché la prima media, la prima guerra mondiale, quel poco che si è studiato a scuola, la si considerava già vecchia, ancora 50 anni fa, un avvenimento. A me sembrava vecchia già la seconda guerra mondiale, che mi raccontava mio padre, insomma. E allora via a intervistare questo e altri personaggi lungo il Piave, perché più che essere appunto uno storico, io mi considero un cronista, non so come dire, un amanuense, qualcuno ha detto, di conservare queste memorie che non vadano perse, ecco, di trascrivere l'origine, cioè a Caporetto, perché il Piave sì, ma il Piave è venuto da Caporetto, la resistenza sul Piave e poi la vittoriosa fine della guerra mondiale aveva origine a Caporetto, e allora sono andato a Caporetto, e lì ho avuto la fortuna, devo dire, di trovare questi dirigenti del museo, che veramente anch'io ho notato questo spirito, una volta si diceva internazionalista in un senso forse marxista, non so così, ma diciamo di farsi carico della storia degli altri, no? Veramente, ma di rendersi conto che sono anche in una posizione anche geografica, che sono a cavallo di varie culture, la cultura slava, la cultura tedesca, la cultura italiana, e loro hanno affrontato in una maniera veramente imparziale, secondo me. Non so se lei va a vedere il museo, lo concorderà. E hanno anche fatto veramente organizzato bene, hanno vinto il premio, no, a caso della Comunità Europea dato ai musei, e lì ho trovato uno dei dirigenti che mi ha aiutato molto, e mi ha anche dato una chiave di lettura, perché l'ho messo in confronto giornali italiani e giornali sloveni, perché lui parlava, a un certo punto è venuto fuori il miracolo di Caporetto, ma come? Per noi l'ha disfatta, e loro... Senti che roba, e così ho messo in confronto i giornali italiani, i giornali sloveni, che ho trovato sempre un abitante di Caporetto, che una signora, una professoressa al liceo qui a Venezia, però nata a Caporetto, e mi ha tradotto questi giornali sloveni, e io sono contento. E poi ho sentito io stesso l'esigenza, se loro ho detto che sono sloveni, fanno questa operazione e prendono anche critiche a livello di base, perché ogni tanto mi dicono: guarda che sul Delo, non so, sul giornale tal dei tali, vengono fuori critiche nei nostri confronti, perché dico: ma come voi parlate degli italiani con tutto quello che ci hanno fatto, parlando della seconda guerra mondiale, perché purtroppo c'è sempre un po' il dente un po' avvelenato a livello di base, e loro dicono: ma la prima guerra mondiale ha avuto questi avvenimenti e noi li trattiamo così. E allora, in poche parole, ho voluto sentire volutamente
sono andato da un altro dirigente del museo di Gorizia, del Gorischi Musei, anche lì ho trovato belle foto, belle piantine, e ho detto, sapevo che aveva fatto delle ricerche sui campi profughi, sui Barackenlager, sulle baracche, insomma, sui campi, sulle città di legno, ho detto fammi questo. E poi sono andato da un'altra che aveva studiato gli profughi, professoressa dell'Accademia delle Belle Arti di Lubiana, perché anche lei mi ha studiato il problema dei profughi visto da appunto la parte slovena, e questo perché sentivo l'esigenza di rendere più completo e anche diciamo pure più originale questo lavoro, e anche perché volenti o nolenti italiani e sloveni onestamente sulle zone di confine, così come è inevitabile, come anche noi con i vicini di casa a volte facciamo guaruffa, abbiamo, non è facile avere dei rapporti così distesi. Adesso c'è un processo, malgrado tutto, di distensione, di comprensione reciproca, e io volevo dare il mio piccolo contributo, sia pure appunto di autodidatta, come non mi stanco di ripetere, alla comprensione reciproca di fenomeni storici così importanti quali è stata la prima guerra mondiale. Ecco, questo per quanto riguarda il perché volutamente ho scelto dei collaboratori sloveni e perché volutamente ho messo dei giornali sloveni tradotti e confrontati con il contemporaneo giornale italiano, che era il maggiore dell'epoca, il Corriere della Sera, che vendeva 1,5 milioni di copie. Io purtroppo mi rendo conto, come le dicevo prima, che il mio limite maggiore è quello di non avere un'impostazione forse complessiva da storico vero e proprio, ma d'altronde fino a 4 anni fa non mi occupavo di storia di questo tipo almeno. Adesso dico che il secondo volume si occuperà della ritirata di Caporetto, il terzo volume sarà l'ultimo anno della guerra, e la vittoria italiana e il disfacimento dell'impero austro-ungarico. Anche lì ho visto che ci sono bellissimi documenti, ci sono belle testimonianze. Il problema grosso che mi si pone di fronte adesso, a parte quello economico, che accennevo prima, è una battuta, ma il problema grosso è come riuscire a conciliare le testimonianze numerosissime che riesco a trovare in questa vasta area occupata dai austro-tedeschi in quell'anno, l'anno della fame come unanimemente ricordato, come conciliare questi fatti che riguardano la popolazione civile con gli eventi militari che li hanno determinati. E non sarà facile, perché qui a Caporetto mi è stato abbastanza semplice, in quanto le testimonianze sono state 14 e le ho messe in un capitolo a parte, le ho lasciate, e poi sono riuscito a fare un montaggio, insomma, in qualche maniera scorrevole di tutto il lavoro. Adesso sto un po' arrovellandomi in quest'anno, con la scusa che sono in giro a cercare di venderlo, e nel frattempo raccolgo testimonianze, e mi domando come farò anche nei prossimi volumi a mettere d'accordo le due cose. Ecco. E per concludere, io chiedo sempre, quando faccio qualche incontro, perché ogni tanto vado in qualche scuola, in qualche biblioteca, se c'è qualcuno che ha qualche documento, qualche foto vecchia, qualche diario, qualcosa che riguardi l'ultimo anno della guerra, la ritirata di Caporetto, la fine della guerra, appunto, se è così gentile di segnalarmelo, dirmi ho un nonno o uno zio, perché io ho l'ambizione sempre di fare un lavoro collettivo, anche se lo faccio io, lo gestisco, lo coordino io, un lavoro insomma in cui emerge l'esperienza tragica, drammatica vissuta qui a casa nostra, a Padova, che di fatto era la capitale della guerra nell'ultimo anno, vissuta nel cortile di casa mia, che era a 10 km dal fronte, Treviso, e vissuta sul Piave sotto l'occupazione austro-ungarica, che ben ricordata dagli anziani del posto proprio come un anno di fame drammatica, mano a mano questo che ci si avvicinava alla linea dello scontro fra i due eserciti, perché poi più in là si ricorda la fame, ma non le ristrettezze, ma non fame vera e propria, ma per dire Miane, sono andato anche insieme con la moglie così a fare un sondaggio. Miane vicino a Forlina? Sì, Forlina, di là, appena di là della linea del Piave, in territorio occupato. Sono andato a guardare gli archivi parrocchiali, una fonte mi sembra doveroso da confrontare, no? Per vedere come vivevano. E insomma, ho notato una cosa incredibile, che mentre normalmente negli anni precedenti morivano in un anno in un paese, non so se di 5.000 abitanti complessivi, non so quanti, insomma morivano 50 abitanti all'anno, nel 17-18 sono morti 500 abitanti. Provi a immaginare lei cosa ha voluto dire solo questo dato, la durezza di quell'anno lì, e perché si è ricordato come l'anno della fame tutto dai vecchi, ma dai giovani non se ne ricordano più. Ecco, il motivo per cui
ci tengo ormai a finire quest'opera che è veramente molto gravosa per me, sia da un punto di vista diciamo intellettuale così, e sia anche economicamente, è proprio perché non venga persa la memoria di questi testimoni ultimi ancora viventi di questi fatti drammatici. Io penso che di questo lo dobbiamo ringraziare, se mi permette, non soltanto lei, ma tutti coloro che meritoriamente si dedicano a questa raccolta critica di memorie, nel senso che per noi che più o meno bravi, più o meno capaci, più o meno come dire, provveduti, no? Facciamo gli storici di professione, lavori come questo costituiscono fasi intermedie di elaborazione di materiali di straordinaria e insostituibile importanza. Libri come questo Caporetto curato da lei, che significato hanno in sostanza, detto in due parole? Di raccogliere tutta una serie di testimonianze che permetterà tra 2, 3, 5, 10 anni a chi la farà, a me, a un altro, a voi due diventati grandi, non so a chi, di riuscire a scrivere la storia di una società, di una comunità, di un paese in guerra, dove la guerra non vuol dire soltanto che si spara, che si avanza, che si arretra, che si ripiega, ma che si vive, che si costruiscono utensili con determinati attrezzi, che si fa l'amore, che si muore di fame, che si muore più di fame di altre volte. Cioè, io credo che il contributo proprio più utile di questo tipo, no, di memorie che vengono assemblate in libri importanti come queste consista proprio nello smantellare il concetto ingannatore, fasullo dell'evento storico eccezionale, come se fosse qualche cosa che risucchia tutto, che mangia tutto e che non lascia nulla fuori di se stesso. No, non è che tra il 1915 e il 18 in Italia ci sono soltanto i cannoni che tuonano, i fucili che sparano, i soldati che muoiono in trincea, no? Gli alti comandi che mandano all'assalto i fanticidi. C'è una società che vive, che pulsa, ci sono i teatri, ci sono i cabaret, c'è una vita che va analizzata, come dire, nei suoi elementi di normalità, come anche negli elementi di alterazione che subisce in ragione di un evento bellico che non può essere ovviamente indifferente date le sue dimensioni e data la sua importanza. Ma ecco, questa memorialistica serve proprio a indagare in modo finalmente serio storiograficamente l'intreccio tra eccezionalità e normalità che caratterizza i periodi storici cruciali e le guerre in particolare. E applaudiamo l'autore.